Oh, tu te ne hai, oi. Tu te ne hai. Tu te ne hai. Te ne hai oi. Te ne hai no. Ah, boh, un botto proprio, hai vinto due scudetti. Ah, boh, hai fatto tre scimità. Non, come si chiama? Domenica. Hai capito? Ti. Ah, giù. Chi si sono andati a Napoli? Chi si sono andati io? Vai giù. Sta facendo troppe scimità. Vai, sta tutto scato. Vai giù. Vabbè, prima vi saluto, bella a tutti i ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'aspetto di calcio mercato, Batman napoletano, come state? Spero tutto bene. In questo video andiamo a parlare di calcio mercato. Stasera, verso le 18, 18:30, vedo un attimo se farà uscire il video alle 18, 18:30, ci sarà la reaction alla classifica di Serie A. Una bella reaction, ce la facciamo, dove reagiamo alla classifica di Serie A. Ci saranno belle cose, belle sorprese, quindi state attivi sul canale, attivate la campanella. Vabbè, io direi di iniziare. Allora, partiamo subito col Napoli. Come avete visto nell'intro, questo bel giocatore che ha vinto la bellezza di 2 scudetti a Napoli e che come si chiama? Con la Juventus non minica, vai, schifo. È nel mirino del Bournemouth, del Fulham, club inglese. Al momento lo sta solo sondando Meret. Però sono sicuro e spero anche perché so come sta giocando come se continua a giocare come questa partita, perché Milinkovic Savic dovrebbe essere fuori per 2 settimane circa. Oggi sono a Diana, capito? Vabbè. Poi Parma contatti con Nicolussi Caviglia e Oliver Deman. Alcuni mi dicono dove prendi tutte le notizie di calciomercato? Sul gruppo Telegram lo tenete qui sotto in descrizione o giù. Vabbè. Poi Cuenco, tu como, here we go. Sarà presto un nuovo giocatore del Como. Entro domani arriverà a Como, andrà a Como, farà le visite mediche e poi, se tutto va bene, verrà annunciato come giocatore del Como. Poi Espagnol piomba su un giocatore del Torino in prestito dal Napoli, che il Torino non lo vuole più come giocatore. Quindi se questa trattativa si fa, sarà un nuovo giocatore dell'Espanyol. Il giocatore di cui parlo è Cyril Gonge, scusate, e può lasciare Torino rientrando da Napoli, e da Napoli può lasciare Napoli e andare in Spagna all'Espanyol. Speriamo che si fa questa trattativa, però anche in questo momento io me lo terrei, andrei a risparmiare qualcosina per magari prendere qualche altro giocatore, magari risparmiare qualcosa su come ala, ali offensive e puntare tutto sugli attaccanti. Poi Genoa cerca di chiudere la trattativa col centrocampista? Sì, del centrocampista di un club portoghese, dell'Alverca. Questo giocatore si chiama Amorim, non l'ex allenatore dello United, ma il giocatore. Poi Inter su Mussolini, attuale giocatore del Modena, classe 2002. Poi Napoli, nelle liste del Napoli spunta il nome di Hulm.
Poi il Napoli avanza i suoi contatti con Anlison Santos. Sta avanzando i contatti col giocatore e secondo me, spero anche che entro fine settimana, entro la fine del calciomercato invernale, perché è quasi finito, manca meno di una settimana, lo riusciamo ad acquistare. Poi Luis Enrique, centrocampista offensivo dell'Inter, piace al Bournemouth. Poi Patrice Bosifico, se serve già questo nome, tu Barcellona, here we go, per 2 milioni di prestito. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, a giù!